Daydreamer, anticipazione episodio 113. Jeanne e Sanem, sposi modelli. A casa di Ivit, Emile ha preparato una bellissima sorpresa in giardino per Leila, una tenda di luci e una violinista che suona per loro. Lui afferma che è accaduto tutto così in fretta e le offre un anello, chiedendole di stare con lui per tutta la vita. Leila risponde di sì e poi ballano felici. Il giorno successivo Sanem parla con Egit, confessandogli che la sera precedente non è riuscita a scrivere nulla. Lui le dà dei consigli su come scrivere, invitandolo a fissare un obiettivo. In agenzia invece Yuma è organizzatissima e dà a Mirre del nuovo lavoro, dicendogli che è urgente. E Mirre chiede aiuto a Jeanne, che l'assicura che l'aiuterà, ma prima deve andare a parlare con Sanem. Jeanne arriva al piano inferiore e senza essere visto sente Sanem parlare con Leila. La ragazza afferma che teme che Yuma non l'accetti, che ha paura di sposarsi dopo aver visto cosa ha fatto a lei. Jeanne, stordito, torna in ufficio da Mirre e gli racconta l'accaduto. Lui ha timore di quanto successo il giorno precedente, cioè che lui e Sanem potrebbero dissentire su qualsiasi cosa. E Mirre cerca di tranquillizzarlo sui sentimenti di Sanem e Jeanne spera che sia tutto vero. Intanto Yuma dice a Eren di aver sentito Jeanne parlare con Mirre e affermare che ha paura di sposarsi. Questa conversazione viene captata da Sanem, alla quale si accrescono i dubbi rispetto al matrimonio. Sanem ripensa ad alcuni discorsi di Jeanne, riesce a fatica a concentrarsi sul lavoro e continua ad avere molti dubbi. Jeanne, d'altro canto sdraiato sul divano dell'ufficio, ripensa ad alcune parole di Sanem ed è perplesso. Egit coglie il disagio della ragazza e le ricorda che sa scrivere e che sa quanto ami farlo. La incoraggia e le dice che ha bisogno di ascoltare un po' se stessa. Sanem decide di andare da Jeanne per parlargli della sua confusione. Lì trova Deren che cerca di convincerlo a prestarsi come modello. Lui non vuole e lei chiede aiuto a Sanem. Alla fine Deren coinvolge anche Sanem in questo servizio dedicato agli sposi, molto importante per l'agenzia. Durante il servizio Jeanne prende tutto ironicamente sul serio, bacia Sanem, l'abbraccia, le dice cosa fare mentre il fotografo scatta le foto. Al quartiere intanto Ayan ha messo in vendita la macelleria. La ragazza sente troppo la mancanza del fratello Osman. Nel frattempo JJ la chiama e le invia una foto di Jeanne e Sanem vestiti da sposi. Mekhibe giunge lì, vede la foto e va in escandescenza, pensando che si siano sposati sul serio. Jeanne e Sanem la invitano a calmarsi, si tratta solo di un servizio fotografico per l'agenzia, ma la donna crede che le stiano mentendo. Jeanne e Sanem si arrabbiano con JJ e lo costringono a recarsi nel quartiere per chiarire tutta la situazione. Lui arriva lì e scopre che Ayan ha messo in vendita l'attività perché vuole partire e stare accanto a suo fratello. Gli dice poi che è una brava persona che deve prendersi cura di se stesso. Al termine del servizio fotografico, Sanem dice a Jeanne che spera che i suoi genitori non credano che si siano sposati davvero. Jeanne ribatte che se non vuole non è costretta a farlo. Lei ha sempre proposto di andarsene da lì insieme. Sanem gli esterna che ama scrivere e che ora non sa più scrivere. Jeanne le chiede se è colpa sua e lei conferma che è così. Sanem ribadisce che non vuole andare da nessuna parte, vuole stare lì, ma Jeanne le assicura che non le parlerà più di matrimonio. Sanem ammette di essere confusa e Jeanne le suggerisce di ascoltare il suo cuore. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!